Amici di Onda TV e Bella Sicilia, continua il viaggio, altre opere, altre emozioni, buonasera. Buonasera. Ci parli di quello che ammiriamo qui, vediamo una cosa Vabbè, ormai inedita. diciamo che un po' li conoscono, insomma, le mie opere al cioccolato. Perché... Iniziamo da là, facciamo un tour un po' perché siamo davvero curiosi di far vedere agli amici di Bella Sicilia queste opere. Allora, qui adesso questa è la prima linea che praticamente ho creato, che sono dei ciondoli, insomma, una sorta di bigiotteria. Sono fatti di creta e automaticamente poi ricoperti sempre con questo impasto mio magico a base di cacao. E poi con la tecnica del puntinismo praticamente gli do luce. Invece tutto il resto poi sono ceramiche che compro grezze a Santo Stefano e li personalizzo appunto sempre con questo impasto a base di cacao. Avviciniamoci, facciamole vedere, attenzioniamone qualcuna. Qui Per abbiamo esempio. le classiche teste di moro, che più muore di così si muore, insomma, quindi diciamo che ci sta bene questo colore al cioccolato. Poi vediamo altri simboli della nostra terra. Sì, il sole che un po' mi rappresenta, perché poi stando su al rifugio del sole, quindi il simbolo è quello. Qui abbiamo altre cose, appunto degli oggetti, questa fiaschetta che è proprio un classico siciliano, appunto rappresentato dalla Sicilia. E abbiamo poi la buffa dei Longi, che comunque anche questo è un altro simbolo che nei tempi passati praticamente c'è una piccola storiella. Per arrivare poi ai miei capi d'abbigliamento che realizziamo completamente qui a Longi, fatti a mano, che sono dei capi in cashmere e poi sempre decorati e resi unici sempre con la stessa tecnica del puntinismo. Quindi questo è il mio mondo al cioccolato e col puntinismo. E sarà possibile ammirare queste opere anche il 31 ottobre. Sì, il 31 ottobre ci saranno, altrimenti poi chi non ha la fortuna di poter venire appunto il 31 ottobre comunque li può trovare sul mio sito, che sono messi online. Complimenti Angelo Grazie. Vidalante, al prossimo video sulla pagina di Onda TV e Bella Sicilia.